Ad Agrigento, al Museo Griffo, in occasione del Mandorlo in Fiore, su iniziativa del distretto turistico Valle dei Templi, si è svolta la conferenza internazionale Scenari di pace, il ruolo dei popoli e della cultura. Lo scopo del Mandorlo in Fiore da sempre è di avvicinare i popoli. La bellezza di questa manifestazione, che contraddistingue Agrigento anche nel panorama nazionale, direi anche europeo, è quella di mettere insieme tante culture. Oggi era un piacere affacciarsi alle finestre dell'ufficio e vedere nazioni diverse una dietro l'altra e indovinare dalla bandiera o dai costumi di chi si trattasse. La scommessa è quella di cercare di portare questo fascino che tutti sentiamo per l'esotico, per il diverso da noi, per la cucina etnica, per la cultura diversa, portarlo anche sul piano dell'incontro, sulle cose più divisive che sono i confini, che sono i territori da dividere o da condividere, che sono gli interessi economici. Ecco, se noi riuscissimo a lasciarci avvincere da questo spirito di fratellanza e dall'interesse che proviamo per le altre culture, anche sul piano degli interessi economici, sarebbe un mondo migliore, sarebbe un mondo di pace. Le guerre spesso non nascono, si dice, da ignoranza culturale, altre volte potremmo dire che nascono anche dal mettere l'interesse immediato davanti a quell'interesse invece generale di tutte le nazioni che potrebbe migliorare il mondo. Tra i gruppi presenti quest'anno anche la Russia e l'Ucraina. Innanzitutto sono comunità che nelle nostre città siciliane abitualmente vivevano insieme. Abbiamo tutti qualche conoscenza fra la comunità ucraina, un po' più numerosa, ma anche quella russa, e fino a qualche anno fa neanche le sapevamo distinguere. Le consideravamo più o meno affratellate, vicine, o forse anche per la nostra ignoranza linguistica le sovrapponevamo. Ecco. La guerra ci ha insegnato che ci sono delle differenze che la guerra sviluppa e acuisce, e devo dire con un grande spirito di costruttori di pace il Comune è riuscito a convincere il gruppo russo e il gruppo ucraino a esibirsi insieme, lo abbiamo appena appreso, e quindi domenica nello spettacolo si vedrà questo piccolo miracolo tutto agrigentino. L'idea è quella di far sì che venga riconosciuto ad Agrigento quel suo ruolo di luogo deputato al dialogo fra i popoli, alla fratellanza, alla pace. Questo è un primissimo appuntamento embrionale che però speriamo di poter ripetere adesso tradizionalmente in tutte le occasioni, in tutte le edizioni del Mandorlo in Fiore, come prologo dell'accensione del Triplo dell'Amicizia, che a mio modo di vedere è il momento veramente più significativo di questa kermesse di pace e di fratellanza e che oggi più che mai insomma, ha un significato particolare. Oggi sono presenti 4 consoli onorari della delegazione consolare siciliana. Ripeto, è un momento in cui il mondo ha tanto bisogno di pace, ognuno deve dare il suo piccolo contributo anche attraverso un incontro di dialogo e di fraternità come questo. Siamo onorati di essere stati coinvolti in questa iniziativa dal forte contenuto simbolico. I gesti dell'accensione della fiaccola della pace, la condivisione della terra fra i gruppi folcloristici presenti simboleggia proprio la necessità di una condivisione dei valori tradizionali e attraverso i quali si possono superare le barriere e le diffidenze che poi alimentano i conflitti che ci sono in questo momento nel mondo. Quindi come Paesi Bassi siamo fortemente orgogliosi di questa partecipazione e l'impegno è per l'anno prossimo, quando Agrigento sarà capitale della cultura, di portare un gruppo nostro e di magari condividere delle iniziative aggiuntive rispetto, diciamo, al calendario che predisporrà il Comune.